E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, Capitan Trinchetto, oggi si partiamo da Capitan Trinchetto, era il protagonista di un celebre spot pubblicitario dell'Acqua Requaro, in onda sul mitologico Carosello, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. Creato dai fratelli Gavioli, era un marinaio genovese con la lievissima tendenza a spararla grossa, che si vantava, diciamo, presso qualunque uditorio di mirabolanti imprese oltre qualunque canone di verosimiglianza, e al termine di queste sue escursioni fantastiche, l'uditorio invariabilmente esclamava: cala, cala, Trinchetto, come dire, ridimensiona, torna alla realtà, riconnetti la tua, diciamo, consistente eccessiva dose di autostima, risintonizzala con gli elementi della realtà. Ebbene, stamattina potremmo dire sulla falsariga: cala, cala, Sigfrido. Parliamo di Sigfrido Ranucci, ovviamente il personaggio in questo momento monopolizza le cronache italiane, e nella fattispecie della sua reazione a una decisione, diciamo, dovuta a un minimo sindacale di decoro della RAI, che ha sospeso le repliche di Report che sarebbero dovute iniziare stasera, a seguito della... ci riferiamo allo stato dell'arte, domani potrebbe essere tutto un altro scenario, ad oggi a quello che è lo stato dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci medesimo, di cui è accusato di essere mandante Walter Lavitola, di cui sono emersi rapporti con Ranucci stesso, una frequentazione assidua nel suo ristorante, l'idea addirittura di Lavitola di fare di Ranucci il candidato del Campolargo. Insomma, c'è un quadro lievemente ambiguo al momento, senza nessun ovviamente elemento che possa trarre una conclusione finale, tanto più in sede giudiziaria, ma di fronte a questo quadro la RAI si è riservata di bloccare la messa in onda delle repliche, una decisione di banale autotutela della TV pubblica. Reazione di Sigfrido: sospendere le repliche di Report per cautelare un marco aziendale è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti a casa mia siano state ammesse per amore. Cioè, se mi sospendete Report, state coi miei nemici, che sono ipso facto i nemici del libero giornalismo, che sostanzialmente insinuano ci sia stata una pastetta in questo attentato. Questo è il senso della prima frase di Ranucci. Ma la frase è la seguente: la conseguenza di questa decisione è che ad essere sospesa è la qualità del lavoro di una squadra e soprattutto la memoria di fatti importanti di questo paese. Cala, cala Sigfrido, la memoria dei fatti importanti di questo paese esiste ed esisterà indipendentemente da Report. Volevamo darti questa notizia. La storia del paese non è un'appendice, diciamo, secondaria e subordinata di Report, che a sua volta è un appendice del tuo ego. No, la scala va invertita, è l'opposta. La memoria dei fatti importanti di questo paese esiste, anche se domattina, cosa che non ci auguriamo, noi non ci auguriamo la chiusura di nessuna trasmissione senza motivo, ma se da domattina non andasse mai più in onda Report, esisterebbe comunque la memoria dei fatti importanti di questo paese, perché poi un minimo di percezione delle proprie dimensioni e delle dimensioni addirittura della storia, perché Ranucci scomoda la storia con la S maiuscola, bisogna pure averlo. Va bene frequentare il ristorante di Lavitola, ognuno nel privato può fare quello che vuole, non so cosa si bevesse in quel ristorante, evidentemente qualcosa di forte, però, se si pensa che la memoria dei fatti importanti di questo paese dipende dalla messa in onda di Report. No, la storia di questo paese esiste, anche se non vanno in onda le repliche estive di quell'impasto legittimo, una scelta stilistico-giornalistica, ma Report è il frutto di un impasto di ipergiustizialismo,
di spesso ipermoralismo, tranne ovviamente quando si viene coinvolti in prima persona. È un esempio dell'arte del montaggio narrativo, no? Per cui si fanno interviste di 6 ore, si cerca il virgolettato che, sezionato dal resto, getta una luce ambigua sull'interlocutore, lo si incolla insieme ad altri analoghi, è il montaggio ideologico, è quel tono savonarolesco che esondava da qualunque puntata di Report, per cui frequentare un imprenditore equivaleva ad appartenere alla cupola di Cosa Nostra. Ecco, anche se d'estate non ci sorbiamo tutto questo, è scioccante dirlo, mi rendo conto, la storia d'Italia esiste comunque. Cala Sigfrido, grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio